Sono Michele Emanuele Mastro Leonardo, candidato del Movimento 5 Stelle a sindaco. Siamo qui per la nostra Agorà 5 Stelle e con noi ci sono due grandissimi ospiti. Dalla nostra regione, dalla regione Puglia, abbiamo Rosa Barone, consigliere appunto del Movimento 5 Stelle, e abbiamo invitato uno a caso, uno scarso diremmo se stessimo giocando a calcio. Abbiamo invitato semplicemente un avvocato civilista e penalista, abbiamo invitato il vicepresidente di Missione Giustizia del Movimento 5 Stelle in Senato. Grazie a voi per essere qui con noi. Che dirvi? Stiamo arrivando alla fine della campagna elettorale e chiaramente voi non conoscete Triggiano, questa ridente cittadina di quasi 30.000 abitanti. Una città che ha 30.000 abitanti e 29.000 candidati, perché abbiamo 16 liste, di cui 14 compongono due coalizioni. Abbiamo praticamente più candidati che persone, tant'è che hanno organizzato un torneo di calcetto, e non sto scherzando, io ho già dato la mia adesione e la mia disponibilità, perché comunque è giusto promuovere lo sport a questi livelli. Non solo abbiamo le stesse coalizioni, ma dopo 5 anni di immobilismo, di silenzio e di totale permesso, cioè non è cambiato assolutamente nulla in questo tempo, nonostante le parole della campagna elettorale del 2011. Loro che fanno? Si ricandidano, si ripresentano, perché quasi tutti i consiglieri comunali uscenti sono candidati nell'una o nell'altra coalizione. Non cambia assolutamente nulla. E chiaramente però si sono evoluti. C'è questa novità, in 5 anni si sono evoluti, Darwin aveva ragione, sono diventati grillini, tutti hanno imparato a montare i gazebo, hanno imparato a usare parole come programma partecipato scritte con i cittadini, solo che l'hanno scritto in una settimana, hanno fatto 2 gazebo e è uscito un programma, stranamente abbastanza simile al nostro, presentato in 4 mesi in sala mostre. Quelle 10 persone, giustamente, che ci hanno seguito, le persone che ci hanno scritto, le persone che ci hanno corretto, sono loro che hanno scritto il programma partecipato, sono loro che hanno dato vita a questo progetto. Noi siamo un meetup di ragazzi, eravamo un meetup di persone semplicissime, cittadini attivi, niente di più. Adesso siamo il Movimento 5 Stelle e dobbiamo difendere questo simbolo, difendere questo grande simbolo nazionale che è soprattutto simbolo di onestà, di trasparenza. Abbiamo articolato il nostro programma, voi che voi chiaramente non potete saperlo, in 15 punti. Sono piccole proposte di buonsenso che ci proponiamo di realizzare sia con i soldi del bilancio sia con l'intercettazione di fondi europei, perché ormai sappiamo benissimo che senza i fondi europei non si può fare più nulla, perché non si può costruire un programma di un'amministrazione senza poter contare su finanziamenti dell'Europa, che ci sono e sono tanti. Il primo punto si chiama politica pulita, semplicemente perché siamo incensurati, siamo onesti, siamo persone alle prime armi, qualcuno direbbe inesperto, ma forse è meglio, perché non abbiamo le mani sporche di qualche appalto, siamo persone davvero che si affacciano solo per il bene comune, con l'interesse di restituire quello che la politica ci ha tolto in questi anni, la dignità di essere cittadini trigianesi. Non soltanto, oltre alla politica pulita abbiamo il punto sull'efficienza, sulla trasparenza, il punto numero 2. Trasparenza perché vogliamo un bilancio trasparente. Ieri ho avuto un piccolo diverbio con un altro candidato sindaco, purtroppo, perché lui sosteneva che il programma, che il bilancio del Comune di Triggiano fosse trasparente. Mi dispiace, ma non è così. Non è così. Il bilancio di Triggiano non è trasparente e soprattutto non è partecipato, quello che noi vogliamo, perché è giusto che i cittadini possano decidere cosa fare con una quota del bilancio comunale. Altra cosa, la riduzione degli sprechi, i tagli dei costi della politica. Noi ci presentiamo con una proposta di riduzione del 50% degli stipendi per sindaco e assessori e ci presentiamo con una proposta di erogazione di gettone di presenza di consiglio comunale solo al raggiungimento dell'85% di tempo totale del consiglio. Quindi basta con manichini che alzano la mano e scatta il gettone di 16 euro, 5 minuti. Che dire, per quanto riguarda la partecipazione abbiamo detto sicuramente il
il villaggio partecipato, ma anche le consultazioni popolari, abbassare il quorum delle firme a 500. Poi abbiamo il punto chiaramente sull'acqua, perché c'è una cittadina qui vicina a Triggiano che si chiama Valenzano, che ha l'acqua pubblica, ha queste bellissime fontane che erogano acqua liscia, acqua frizzante a 3 centesimi e 5 centesimi al litro, quindi valorizzando non soltanto il lato economico, ma anche facendo un grandissimo favore all'ambiente, oltre che il portafoglio, perché si riduce tantissimo il consumo di plastica. Abbiamo un punto sull'ambiente e gestione dei rifiuti, perché vogliamo perseguire la strategia rifiuti zero, e qui mi devo fermare un minuto, 30 secondi lo devo rubare. Questo è un paese che non sa cosa significa la gestione dei rifiuti, nonostante ci sia un'azienda nata a Triggiano, chiamata Lombardia Ecologia, che ha da poco, qualche mese fa presentò l'IPA in tribunale. È successo che è stato rifiutato il concordato preventivo e adesso è in fallimento. Nonostante questo, sta costruendo un centro comunale di raccolta alle spalle di 2 scuole e abitazioni, nonostante sia in fallimento. Un centro comunale che avrebbe dovuto costruire 3 anni fa, come d'appalto, entro 6 mesi dall'aggiudicamento dell'appalto. Non si sa, è in fallimento, però costruiscono un centro comunale. Quindi non soltanto rifiuti zero, non soltanto ridiscussione totale dell'appalto di igiene urbana, decoro urbano, cestini multibusta, posaceneri, tutto questo perché il decoro urbano di Triggiano non può ridursi a questo schifo che vediamo. Guardiamoci intorno, non c'è un posacenere. Le carte sono arrivate addirittura dal Prato, noto con piacere che è stato tagliato oggi il prato. Io farei un applauso all'amministrazione che ha tagliato il prato. Assolutamente, io ho detto, è un'amministrazione talmente morta che non riesce neanche a dare le ultime mandate, le ultime gettate di asfalto elettorale. Però ho visto che hanno tagliato il prato oggi, quindi mi fa abbastanza piacere. Abbiamo anche il bagno in villa, a proposito di decoro urbano, chiaramente bagno monogenere, c'è solo il bagno maschile, le donne qui non sono ammesse. Abbiamo tanti punti per quanto riguarda la mobilità, non soltanto l'urbanistica del territorio, quindi maggiori aree verdi. Sulla viabilità abbiamo lavorato tantissimo, ricordo benissimo il GDL con Alessandro per esempio, che ha lavorato tantissimo sulla dimensione dei dossi stradali, perché Triggiano ha dei dossi chiaramente fuori legge, non solo i dossi, gli attraversamenti illuminati, quelli pedonali, i sensori di attraversamento pedonale per i non udenti. Hanno provato ad attivarne uno a Triggiano, ha smesso di funzionare dopo 2 giorni per essere coerente con l'amministrazione. Abbiamo tantissime proposte di buonsenso. Abbiamo tantissime cose di buonsenso, forse per la prima volta un programma elettorale che prevede la tutela degli animali, con il no secco alle manifestazioni con animali, circhi, oppure fiere che mettono animali in premio. Noi diciamo no a questo schifo. Altra cosa molto importante, la creazione di un canile comunale, perché noi abbiamo appaltato questo servizio ad una società che fa... che cosa fa? Pulizia, è un'impresa di pulizie, la Mafia SRL fa pulizie ma gestisce anche il canile di Triggiano, è fantastico, a Triggiano tutti hanno cani. A proposito di cani, mancano anche le aree di scampamento, manca anche una questione anche di civiltà, raccogliere le deiezioni, abbiamo davvero tutto, davvero tutto. Che dirvi, oltre a tutto questo è anche una questione di civiltà e di senso civico, perché purtroppo la gente si fa anche prendere da queste le parole di questi politici, perché è gente che non vuole reagire evidentemente. Noi vogliamo assolutamente dare la svolta, noi ci proponiamo, ma non vi chiederemo mai il voto, perché il cambiamento deve partire da voi, siete voi che dovete darci la forza di lottare, perché noi siamo soli e abbiamo bisogno di cittadini, cittadini ai cittadini, cittadini per i cittadini. Ricordandovi di votare a mani libere, perché purtroppo, anzi per fortuna, adesso devo lasciarvi perché devo andare a discutere del centro comunale di raccolta all'ITC, vi lascio in buonissime mani con i nostri portavoce e meno male che c'è il video perché vi riguarderò prima possibile.
e dico di votare a mani libere, votare gente onesta, gente pulita, gente alla prima esperienza. Basta con queste persone che vi fanno sempre le solite promesse ogni 5 anni, persone che addirittura prendono per il collo la povera gente con la 50 euro, con il buono benzina, ne abbiamo sentite tante. E c'è una diatriba mai vista sui social tra le coalizioni. A noi le chiacchiere non interessano, a noi interessa il benessere dei cittadini, mettetevelo bene in testa. Vi dico soltanto una cosa, riprendiamoci quel palazzo, quello è il nostro palazzo, non è il loro palazzo. Svegliamoci tutti quanti, reagiamo. Detto questo, non so chi vuole intervenire per primo, Maurizio, Rosa, è uguale. Facciamo parlare la nostra Rosa. Rosa, nonostante l'altezza, è riempita di dinamite, quindi può farci esplodere il consiglio regionale da un momento all'altro. Vi ringrazio tanto per l'attenzione e buon proseguimento di lavoro a tutti. Grazie a tutti. Devo spingere, non lo so, devo spingere. Ok. Allora, grazie a tutti e grazie dell'invito. Con molto piacere ho accolto l'invito a venire a Frigiano fra gli amici per dare un segnale, dare una concretezza. Ah, sì, è vero. Dare un segnale, dare una concretezza a tutto quello che stiamo facendo in regione, ma quello che potrebbe accadere in questo paese. Io lo dico sempre in questi giorni che sono andando in campagna elettorale, l'ho detto anche l'altra volta, stava sempre anche Maurizio. È facile, è molto più facile per noi, per chi sta in regione, al Senato, al Parlamento, ma nei paesi metterci la faccia, camminare per queste strade, una volta che si è proposto un programma che è come dire un Vangelo, una cosa a cui noi dobbiamo veramente attenerci, è ben diverso. Io dico che queste persone che si sono candidate col Movimento 5 Stelle in un paese è perché hanno avuto coraggio, ed è un coraggio, il coraggio che chiediamo a voi di provare cosa vuol dire essere uomini e cittadini liberi nella scelta del voto. È ovvio che è molto facile, e se volete continuare ad essere amministrati da chi ha amministrato fino adesso questo paese, avete tutta la libertà di votare quelli che prima vi hanno fino ad oggi amministrato, perché votare le liste che sono in competizione con la nostra vuol dire votare la stessa identica gente, magari che prima erano all'opposizione, ma stanno in maggioranza. Magari mi è capitato in un paese, chi è Vieste, che l'assessore ai lavori pubblici ora è candidato e porta con sé un po' di PD e un po' di Forza Italia. Non so se capita anche qui, dove c'è un mischia, un agglomerarsi solo e soltanto di interessi personali. Se ci fossero effettivamente interessi dei cittadini, avrebbero un'unica linea e soprattutto avrebbero una sola lista, come l'abbiamo noi. Noi andiamo con una sola lista, con coraggio, mettendoci la faccia. Tutti gli altri, ho sentito di 10 liste insieme, 7 liste insieme, in pratica sono 160 contro 16. 160 contro 16 in un paese dove sono tutti parenti, cugini, fratelli, e tutti quanti pensano di uscire, anche il 160esimo. Quindi dice la nonna, votami, alla zia, votami, che porta voti solo al candidato sindaco, a chi sta avanti alla lista, da sopra, in alto in alto. Cioè quelli che devono uscire escono e sono sempre gli stessi. Quelli che devono uscire, state dicendo
4.000 € di vitalizio per 5 anni di lavoro. Ma chi lavora 5 anni e prende 4.000 €? Loro per loro. Allora ieri abbiamo presentato una legge in regione che in pratica fa diventare le pensioni contributive e fa come qualsiasi dipendente dell'amministrazione pubblica, come tutti gli altri. Allora pensioni di 4.000 diventeranno di 1.300, pensioni di 11.000 perché c'è gente che prende 11.000 € al mese perché ha lavorato 15 anni in regione, prenderà 3.500 circa, l'ordine netto. Cioè, si può fare, e con quei 10 milioni all'anno potremo avere borse di studio, potremo avere un reddito di cittadinanza vero, non quella fesseria che ha fatto Emiliano, dove regala al massimo 600 € una famiglia di 5 persone, 600 € al massimo. Noi faremo, togliendo i vitalizi, con questa legge che dobbiamo votare in regione, a 208 pugliesi potranno campare con reddito di cittadinanza, il nostro reddito, quasi 5.000 famiglie. Cioè togliamo il vitalizio, il beneficio a 208 pugliesi e cambieranno circa 5.000 famiglie pugliesi, in maniera dignitosa, non in maniera miserevole come ci vogliono ridurre, perché ci vogliono ridurre alla fame. Ma perché? Perché così siamo obbligati a votarli, perché ci prendono per la gola, ci prendono per la mancanza di lavoro. Allora perché stai preso per la gola, voti quello che ti promette, quello salto lo prendono gli appalti sempre gli stessi e noi sempre più poveri, più disperati. Perché non ci danno il reddito di cittadinanza? Sapete che a Livorno 100 famiglie hanno avuto il reddito di cittadinanza? Non è stato il sindaco del Movimento 5 Stelle, ha tagliato gli sprechi e ha capito che bisogna dare ossigeno alle famiglie, ossigeno ai poverini, alle persone che stanno male. Dobbiamo sentirci comunità. Se stanno bene in pochi, non starà mai bene nessuno. E allora noi potremo a breve, seguiteci in regione, tagliare il beneficio a 208 persone, fra cui c'è una vostra concittadina che si chiama la Di Donna. È una donna? È un uomo, scusate. Un uomo si chiama Di Donna, un ex consigliere regionale. Anche a lui non lo metteremo alla fame, gli taglieremo semplicemente il vitalizio, che da retributivo diventerà contributivo, vale a dire quanto ha versato prenderà. Sebbene c'è sempre per loro un, come dire, scomotage, perché passeranno 5 anni, 10 anni per avere il vitalizio. Voglio sapere quale lavoratore con 5 anni, 10 anni può prendere 3.000 €. Ma questo comunque quello che possiamo fare lo faremo. Toglieremo vitalizio a 208 pugliesi per darlo a 5.000 famiglie pugliesi. Ora io vi dico, in linea con tutto questo, ma vogliamo dare fiducia a chi non ha mai le mani sporcate, a chi è libero, a chi non vi promette niente e in questa libertà vi lascia, e con la libertà di uomini liberi e coraggiosi rischiare come se la rischiano loro di puntare su questo paese in maniera diversa, di dargli una possibilità, una speranza, coraggio. Io coraggio vi chiedo, come l'hanno messo loro, portando avanti un programma, un simbolo. Voi avete candidati che non presentano il simbolo perché si vergognano, eppure hanno 12 liste. 12 liste! Allora è facile, perché io metto tutti quanti là dentro e tutti mi portano avanti. Portate una lista, facciamo una lista, vediamo chi vince. Allora questo vi dico, io vi dico abbiate coraggio, perché bisogna essere uomini liberi, e se non iniziamo noi non inizierà mai nessuno. Non pensiamo più a delegare, ma a controllare, ad essere cittadini attivi, cambiare la mentalità, e anche nei comuni è importante, è il primo passo. Buona serata, lascio la parola a noi. Buonasera a tutti. Rosa ha già veramente detto tutto quello che volevo dire anch'io. Comunque mi presento, sono Maurizio Buccarella, sono un portavoce al Senato della Repubblica del Movimento 5 Stelle, sono in Parlamento dal 2013, come tutti gli altri colleghi in Parlamento. Sono fiero di appartenere a questo gruppo di persone che 3 anni fa, un anno fa e oggi anche qui vuole condividere un'idea, un progetto. Avete sentito la passione e quelle parole che Rosa ha pronunciato adesso? Ci vuole coraggio perché metterci la faccia, soprattutto nei nostri paesi meridionali. Rosa ha fatto riferimento al nord della Puglia, io dal sud della Puglia vi dico che la questione è identica, anche da noi in provincia di Lecce, nel Salento, ci sono liste dove i simboli dei partiti nazionali sono scomparsi, oppure sono ben nascosti perché non hanno più il coraggio
coraggio di metterci il logo del PD o di Forza Italia o del NCD e altra roba del genere. Anche dalle mie parti ci sono liste, molte liste che sostengono un candidato sindaco, non perché esprimano un programma, una sensibilità politica, un progetto, ma servono solamente per metterci quanti più parenti o datori di lavoro possibile, in modo che il cittadino che voglia cambiare, voglia provare a scommettere su un progetto nuovo, su persone nuove, si sente in obbligo giustamente di votare il fratello, il papà, il cugino o il datore di lavoro. E allora qui signori occorre il coraggio di cui parlava Rosa. O iniziamo a capire che non siamo condannati da italiani o da meridionali o da pugliesi a mani. Ce l'hanno sempre detto, anche noi quando siamo entrati 3 anni fa in Parlamento, e noi sicuramente qualche errore l'abbiamo commesso perché non siamo perfetti, perché stiamo sperimentando un qualcosa che non era mai successo in Italia, però possiamo dirvi che le mani ancora oggi le abbiamo pulite, ma non perché siamo migliori degli altri, non perché veniamo da Marte o dalla Luna, semplicemente perché rispettiamo poche regole molto chiare. La prima, la politica non è una carriera. Io non sono diventato il senatore Buccarella che ha iniziato una carriera politica. Io sono un cittadino che ha prestato parte della propria vita a un impegno istituzionale, massimo 2 mandati come chiunque dei candidati del Movimento 5 Stelle, e torno a casa mia a fare il lavoro che facevo prima. Altrimenti se io mi abituo alla politica, ai tappeti rossi, ai bei palazzi romani, ai 14-15 mila euro al mese che ci sono corrisposti a tutti i parlamentari e più o meno lo stesso anche ai consiglieri regionali, ci si affeziona un po' con la politica, ti viene voglia di dire vabbè facciamo un compromesso, va bene, facciamo magari veniamo vicini a quell'altro partito per fare alleanze, compromessi, accordi. Noi diciamo di no, ma non perché noi vogliamo andare dritti da soli, le cose si possono fare solo insieme e nel caso del Parlamento anche noi cerchiamo i voti altrui, ogni tanto li abbiamo anche, c'è la legge sui diritti ambientali, sugli ecoreati votata l'anno scorso che l'abbiamo votata anche noi insieme al PD, noi non ne facciamo una questione di noi siamo i migliori e non ci vogliamo contaminare, noi diciamo solamente sulle cose concrete, noi siamo disposti a votare qualsiasi cosa, che la proponga Berlusconi o Bersani, addirittura persino Renzi. Il punto è che le proposte buone per i cittadini e per gli italiani non arrivano mai. Allora, numero 1, la politica non è una carriera, si torna a fare lavoro massimo 2 mandati, che sono 10 anni, che sono un periodo molto lungo. La politica non serve ad arricchirti, ad avere vantaggi personali, ad avere consulenze professionali per sé o per i propri familiari o per far assumere amici o parenti. La politica non deve più essere tutto questo. Allora, l'arricchimento, stamattina in Senato, io purtroppo non ero a Roma, ma stamattina abbiamo fatto una conferenza stampa, abbiamo fatto il 5° Restitution Day, il giorno della restituzione, dove facciamo vedere che le indennità e gli stipendi dei parlamentari della Camera e del Senato del Movimento 5 Stelle noi veramente ci ritagliamo e li mettiamo su un fondo di garanzia per le microimprese, e oggi, dopo un anno esatto, oggi è il compleanno, questa legge sul microcredito compie un anno, ad oggi sono nate 1850 piccole imprese di giovani soprattutto, ma non solo, che hanno avuto la possibilità di un finanziamento di 25.000 euro o massimo 35.000 euro dal sistema creditizio bancario, senza doverci mettere le ipoteche o le garanzie dei genitori o dei nonni per poter avere un finanziamento. A questo serve. E allora quei soldi che noi abbiamo restituito, e sono tanti, vi parlo degli stipendi dei parlamentari, per darvi l'idea, io personalmente in tre anni di legislatura ho versato su questo fondo una cosa intorno ai 160.000 euro, che non so per voi cosa sono, per me sono un sacco di soldi che da avvocato di provincia io non avrei mai guadagnato 160.000 euro netti, perché avrei dovuto fatturarne 350 perché mi rimanessero quelli. Ma va bene, questo apparente sacrificio di privarsi di somme di denaro così grosse, per le quali io e i miei colleghi oggi mi potevo comprare una casa con i soldi che ho versato su questo fondo, mi danno la forza della coerenza, ci danno la forza
della coerenza, del poter guardare in faccia le persone nelle piazze, nei bar, quando parliamo con gli amici o chi ci fa delle domande o non ci crede. Noi diciamo andate su internet, ci sono le copie dei bonifici, si può fare. Noi siamo la prova che non siamo migliori degli altri, perché ci sono persone per bene anche negli altri partiti, non tutti sono ladri, ma è la prima volta nella storia della Repubblica Italiana che dei parlamentari non solo non rubano, ma si tolgono i soldi in favore della collettività. Prima chi lo faceva solo in favore del partito, prima, forse anche adesso, alcuni parlamentari si tolgono qualche migliaio di euro al mese, ma per darli le casse del partito. Noi che non siamo un partito, non abbiamo tesorieri, non abbiamo segretari regionali, provinciali o boss di correnti, noi li vogliamo dare alla collettività. E allora bastano questi parecchi per trovarci intorno da italiani a quello che oggi è questo simbolo qua, questa idea pazzesca, sembrava una follia pochi anni fa, far nascere un movimento politico nazionale senza un euro di soldi pubblici, perché noi abbiamo rinunciato anche ai finanziamenti, sono 42 milioni di euro che abbiamo rinunciato, e questo serve farlo sapere, non perché con quei nostri 17 milioni di soldi dei parlamentari o dei 42 milioni del, chiamiamolo, partito che non abbiamo preso, abbiamo salvato l'Italia, non salviamo niente, sono poche briciole rispetto al bilancio dello Stato, ma serve a dire si può fare, la politica si può fare degnamente, perché noi stiamo a Roma, non ci manca nulla come i nostri consiglieri a Bari, non ci manca la possibilità di espletare il nostro mandato politico, cerchiamo di farlo al meglio, la politica si può fare senza arricchirsi. Allora, vediamo se qualcuno ci vuole seguire in questa strada, delle altre forze politiche, quando magari dicono Movimento 5 Stelle, sì, parole, però non propongono, sono solo protesta. Noi siamo sempre, continuamente a proporre delle cose. Il punto è che anche le persone, dicevo, per bene che ci sono nei partiti, non sono persone libere, perché c'è un livello oltre il quale, per il carrierismo politico, per gli ordini di partito, per le esigenze di stabilità governativa del comune o dello Stato, bisogna chinare la testa. Noi possiamo dire di essere i parlamentari più liberi della storia d'Italia, magari non i migliori, perché ci sarà stato che era più bravo di noi, più colto di noi, più esperto di noi, ma noi siamo certamente i parlamentari più liberi. Allora perché siamo qui, io e Rosa, come tanti nostri colleghi portavoce, in giro per le piazze di tutta Italia, per dare supporto a chi veramente sta dimostrando di avere il coraggio, come diceva Rosa, fare il parlamentare, forse anche il consiglio regionale, alla fine è facile, io non rischio, tra virgolette, niente, ma chi ha il coraggio di metterci la faccia nei comuni, nei paesi, dove nella piazza le persone si confronti giorno per giorno, dove c'è qualcuno, magari anche che rischia qualcosa, e certamente nel Movimento 5 Stelle non c'è trippa per gatti, chi si candida nella nostra lista sa che non può chiedere favore, non deve aspettarsi incarichi o raccomandazioni o altro, né noi possiamo comprare spese o pagare bollette, i nostri candidati non fanno questo, non solo perché non danno i soldi, ma perché o capiamo tutti che possiamo cambiare, dobbiamo dare un taglio netto con la politica per come è sempre stata, e possiamo capire che non è detto che dobbiamo morire da italiani, fra virgolette, di italiani quelli rassegnati, ma dobbiamo riprenderci l'orgoglio invece di essere cittadini liberi e italiani orgogliosi, di dire va bene, questa politica l'abbiamo conosciuta, una politica ormai malata, quella dei partiti e quella anche delle liste civiche comunali che si moltiplicano nel numero solo per avere più voti, per poi gestire la macchina comunale non in trasparenza, nella migliore delle ipotesi. Si può cambiare e il 5 giugno anche Trigiano ha questa possibilità. Io non conosco i ragazzi della lista di Trigiano, ma sono sicuro che condividono con me, con noi, con questa comunità in tutta Italia, questi principi basilari, perché guardate che se condividiamo questo, la coerenza nel mantenere un impegno detto prima, come nel caso appunto dell'arricchimento delle restituzioni delle competenze dei parlamentari, io dico che i ragazzi del Movimento 5 Stelle ci si può affidare, poi non saranno esperti, impareranno come abbiamo imparato noi, commetteranno degli errori, ma il peggiore errore che possono fare sarà sempre molto meno grave
delle scelte politiche che la classe partitica anche a livello locale fa da decenni nell'interesse proprio personale o del mantenimento della macchina del partito. Questo è un movimento pacificamente, democraticamente rivoluzionario. Qualche errore lo possiamo fare, ma io continuo a credere, e lo tocco ogni giorno, che l'ultima speranza per l'Italia, per la Puglia, per Cergiano, per tutti i nostri comuni meridionali, dove abbiamo questo treno che passa, per poter dire anche nel sud Italia, anche in Puglia, anche nei comuni, non siamo più disposti a vendere il voto per una promessa o per una bolletta pagata. E ce la possiamo fare, basta una X, un segno della matita nell'urna elettorale vale quanto 10 schiaffoni che avreste voluto dare, magari, chissà, a uno dei tanti politici. Io adesso non conosco la situazione qual è, però vi dico, nella mia esperienza dei tanti comuni che stiamo girando, ogni comune o quasi ogni comune ha il suo, io lo chiamo tra virgolette, boss, il suo capo feudo, perché soprattutto nel mezzogiorno noi siamo abituati a un potere che si tramanda addirittura di generazione in generazione, dove in quel comune comanda l'ex onorevole tal de tali, in quell'altro comune a 40 km si comanda, cioè chi mette in atto il ricatto occupazionale, o la tua famiglia vi vota, altrimenti il posto di lavoro a tuo figlio non ce l'hai, altrimenti la licenza per l'esercizio commerciale dovrai faticare ad averla. Beh, io lo sto toccando direttamente e chi come noi sta avendo l'esperienza di girare i comuni, vi dico che la cosa è uguale dappertutto, ciascuno ha l'impressione che il proprio paese sia particolare. Quando arrivi in un comune dico, ma Maurizio, questo è un paese particolare. Dopo aver sentito per centinaia di volte questa cosa, io dico, guarda, tranquillizzati, non è un paese particolare, cambia il nome, non si chiama Mario Rossi, ma si chiama Tiziano Verdi, il soggetto che gestisce il potere, ma le dinamiche sono identiche, le dinamiche sono uguali, e l'unico modo che noi abbiamo per spezzare questa catena è di riprenderci il coraggio, la libertà, magari anche pagando un prezzo di dire all'amico, al parente, guarda, ti stimo, ti voglio bene, ma ti amo pure, ma non ti posso votare, perché quest'anno c'è il Movimento 5 Stelle che rappresenta la mia idea, la mia speranza di futuro per Triggiano, ma per l'Italia. Allora dobbiamo pagarlo un prezzo, non dobbiamo non solo chiedere le raccomandazioni o i favori, né promettere né chiedere la promessa a chi è potente, ma dobbiamo fare questo, dobbiamo dire mi dispiace amico, fratello, cugino, datore di lavoro, non ti posso votare, non devo fare le cose di nascosto, ma l'esercizio della libertà del voto, che è una libertà per la quale noi sappiamo i nostri avi quasi ormai, per qualcuno genitori, nonni, c'è qualcuno che ha versato del sangue per avere questa libertà. Quella libertà noi dobbiamo mantenerla viva e si traduce nell'esercizio elettorale di ogni 5 anni passa questo treno. Non perdiamo questo treno neanche a Triggiano, per cortesia. Io ringrazio tutti i candidati, Michele, il candidato sindaco che ci ha lasciati per motivi appunto di impegno elettorale, e tutti gli altri candidati e candidati di Triggiano. E dico agli abitanti di questa città, forza, con un bel sorriso, riprendiamoci la speranza che le cose possono cambiare, perché noi le possiamo fare cambiare. Grazie a tutti.